Maurizio Billotto, vicepresidente di Legambiente Veneto, qual è l'evento eccezionale che ha visto protagonista la spiaggia di Jesolo in questi giorni? L'evento eccezionale ce l'abbiamo alle nostre spalle ed è la deposizione della tartaruga caretta caretta. È il nido più a nord in assoluto che sia stato mai monitorato e questo evento è stato reso possibile grazie al primo fattore, la sensibilità di chi ha rinvenuto, ha osservato la deposizione, e poi grazie a Capitaneria di Porto di Jesolo, Comune di Jesolo, che si sono attivati subito per la messa in sicurezza, e poi l'Università di Padova che coordina le associazioni come Legambiente, che stanno lavorando, stanno presenziando il nido in questi giorni per garantirne da un lato la sicurezza, soprattutto nelle ore notturne, e durante il giorno garantire l'informazione, la divulgazione e la sensibilizzazione dei molti turisti che si fermano, chiedono, incuriositi da quello che è successo in questo luogo. Quindi è un'occasione di crescita culturale, di rispetto ambientale, ma anche di valorizzazione della spiaggia di Jesolo, per aver ospitato questa intraprendente tartaruga che è venuta a depositare su questo lido. Più o meno in quanti giorni si schiuderanno le uova deposte? Le date sono tra i 45 e i 60 giorni, ha depositato il 9 luglio, quindi ci si aspetta a fine agosto, prima decade, prima quindicina di settembre. Un elemento di importanza che ci consentirà, ecco, di partire anche con il protocollo che poi in questi giorni andremo a sottoscrivere con Union Mare su presidi di sicurezza, su modalità di gestione, e su questo dobbiamo sicuramente ringraziare sia appunto Union Mare che lo stabilimento Casabianca, che si sono prestati con grande disponibilità e sono messi a disposizione appunto con tutto quello che loro potevano fare per rendere agevole e mettere in sicurezza il nido di questa tartaruga. I balneari del Veneto sono da sempre attenti e premurosi custodi di un bene primario che sono appunto le spiagge della costa veneta, ed anche e soprattutto per questo motivo abbiamo a cuore ovviamente la tutela e la salvaguardia delle risorse naturali, dell'ambiente e dell'ecosistema marino. Ne sono dimostrazione le tante collaborazioni in corso. Penso ad esempio a quella con l'Università Alma Mater di Bologna per il progetto di Citizen Science delle Sentinelle del Mare, ma anche i progetti di ARPAV, Life Redon con Regione Veneto. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo accettato con grande entusiasmo l'invito di Legambiente di partecipare a questo progetto dei lidi amici delle tartarughe, per sottolineare quella che è stata l'eccezionalità dell'evento dell'ovodeposizione di Jesolo. Come mi sento di dire, è stata eccezionale anche la risposta che gli operatori economici, che gli operatori balneari hanno dato nel organizzare, presidiare, sorvegliare questo nido assieme appunto agli amici di Legambiente e alle forze dell'ordine. Per questo motivo verrà sottoscritto il 10 di agosto questo partenariato, questo protocollo d'intesa, proprio perché la tutela e la salvaguardia di una specie così preziosa come quello della tartaruga caretta caretta può e deve diventare un elemento della nostra offerta turistica, e uno dei tanti motivi che ci permettono di affermare che la costa veneta è amica delle tartarughe. Qui siamo a Jesolo, diceva prima, il nido più a nord d'Italia. E gli altri nidi quanto sono più a sud? Diciamo l'esempio più vicino è Pesaro, un paio d'anni fa. Dopo per il resto si scende in Toscana, Lazio, Campania, Puglia, le isole, insomma c'è tutto il centro-sud, insomma non c'è un precedente, ecco così. Quello che sicuramente si può, e grazie anche a questo accordo che si andrà a sottoscrivere, è quello di mettere in piedi una rete di persone informate, formate, in modo che si possano rilevare le eventuali tracce sul litorale, averne cura e tutelare questa specie importante e a rischio diciamo, dal punto di vista della pressione antropica che c'è sia sulle spiagge che sul mare.